Partecipata assemblea si è svolta ieri presso la sede del Movimento per la Sostenibilità Ambientale. I componenti hanno ritenuto di andare avanti nella protesta cercando di coinvolgere l'opinione pubblica al fine di pubblicizzare maggiormente i rischi dell'opera. Anche attraverso la diffusione di un volantino sono stati ben elencati le motivazioni, ribadendo come l'opera sarà obsoleta allorquando la stessa sarà finita e nell'ipotesi che la stessa si faccia, ribadendo così la difesa del territorio, del paesaggio, che è vicino alla Valle dei Templi, sito UNESCO, un'opera più che speculativa che è necessaria. Un movimento vero e proprio costituito con tutte le sigle che si sono da 20 anni che si battono contro questo ignominioso impianto che non solo è dannoso, pericoloso, ma è anche inutile. È inutile perché il gas oggi esce di scena così com'è, sicuramente perché non viene inserito in tassonomia europea o se lo sarà inserito uscirà comunque di scena entro il 2030. Per costruire questo impianto non bastano 5, 6, 7 anni, quindi arricchirà soltanto i soliti noti e coloro i quali aspettano di fare i subappalti. Per cui noi ricombatteremo in ogni sede. Questa riunione di oggi ha proprio questo scopo di pianificare tutte le lotte che dovremmo fare a partire da quelli che hanno sempre avuto ragione di essere, sono quelli con la carta bollata, perché al di là delle proteste che faremo, il coinvolgimento di tanti cittadini che si sono avvicinati e che si sono già iscritti e se ne iscriveranno tanti a questo movimento, perché già vedo la disponibilità, le telefonate che ricevo ogni giorno di persone che in qualche modo vogliono partecipare per cautelare, tutelare, difendere un territorio devastato dagli anni dall'incuria e dall'abbandono. Ovviamente Mare Amico non poteva mancare a questo appuntamento, l'ambiente verrebbe distrutto dalla presenza di un rigassificatore, basta dire che in efficienza è un impianto aperto, porterebbe lo scarico in mare di ben 600.000 metri cubi di acqua fredda e iodata, un disastro per il nostro mare, ma anche dal punto di vista paesaggistico, archeologico. Ha fatto bene il sovrintendente Benfari a frapporsi e a dire che le autorizzazioni erano scadute nel tempo e che ben difficilmente sarebbero state rinnovate, ma anche il direttore del Parco dei Templi, insomma un po' tutti siamo contro questo rigassificatore che è fuori luogo e fuori del tempo. No al rigassificatore, ecco, tanti gli emendamenti e tante le interrogazioni parlamentari per dire no. È assolutamente inutile oggi pensare di costruire un rigassificatore. Pensiamo che quest'opera sarebbe pronta fra 6 anni, quando per tutte le direttive europee, nella politica energetica internazionale, bisogna letteralmente spegnere il gas. Abbiamo una catastrofe climatica incombente, perciò bisogna puntare su un tipo di energia completamente diversa. Questo si aggiunge al fatto che collocarla in mezzo ad un patrimonio UNESCO come la Valle dei Templi, alla Scala dei Turchi, a quella costa straordinaria che genera un indotto turistico importante, ovviamente ci fa dire orgogliosamente che questa è una battaglia che noi dobbiamo condurre, ed è bellissimo che la comunità agrigentina si sta cominciando a riunire per fare battaglie di questo tipo, di difesa del territorio. Quindi no al rigassificatore, sì alle energie rinnovabili e alla transizione energetica.